Expo è appunto una rete di bolognesi nel mondo che è nata nel 2008. Il nome, come diceva Luisa, fa riferimento a una provenienza comune da Bologna e anche ovviamente fa un po' l'occhiolino a un'altra parola, Expo, che sentiamo ovviamente molti questi giorni, e quello che volevamo era appunto creare questa rete e dare anche un'impressione di quello che può esserci come risorsa di Bologna, come a livello di appunto esposizione universale, quando siamo tutti nel mondo, siamo in giro e possiamo creare una rete a beneficio della città di provenienza. Siamo nati nel 2008 attraverso un incontro partecipativo fatto con una tecnologia che vi consiglio che si chiama Open Space Technology, la cui base è sostanzialmente che si viene indicata da una domanda, quindi c'è un desiderio di partecipare naturale, e diciamo, l'agenda viene dettata da quello che i partecipanti portano come bisogno da esprimere, come desiderio di approfondimento. Quindi è un inizio di incontro a cui tengo molto fare riferimento perché è molto sano, cioè crea i presupposti sulla base di quello che veramente le persone desiderano. Quello che era venuto fuori era che desideravano essere dei nodi di informazione e sparsi per il mondo. Da questo primo incontro è nato quasi subito l'esigenza di creare un book. L'abbiamo chiamato il book delle risorse perse in maniera molto provocatoria, ma presentandolo già lo chiedevamo agli interlocutori se volevano che restassero risorse perse o che diventassero delle risorse sparse. Un gioco di parole, ma che rende per noi l'idea. E tengo anche a dire che queste due tappe essenziali dell'inizio della nostra esperienza sono state rese possibili anche dal supporto di Silvia Bartolini e della Consulta, che è stata molto attenta sin da subito a questo tema. Quindi stiamo oggi facendo un focus specifico sul tema, ma in realtà l'interesse arriva da molto lontano. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato questa rete, ci siamo presentati alla città e sostanzialmente siamo stati subito accomunati dall'orrore, come diceva anche Bettina, del termine cervelli in fuga. Per diverse ragioni, quella che ci pareva più evidente è che crea dei muri inutili tra chi parte e chi resta. Chi resta pensa di essere visto da chi parte come uno che per forza è sceso a compromessi, chi parte viene visto da chi resta per forza come uno che ha abbandonato la nave. Questa è una cosa terribile se ci pensate dal punto di vista delle relazioni umane, cioè stiamo parlando di persone che fino a un anno X sono insieme all'università, dall'anno Y sono praticamente spinti dalla società a guardarsi in cagnesco, che è una cosa allucinante. Quindi noi abbiamo detto questa cosa non ci piace, non ci stiamo, e la nostra rete è una rete fatta altrettanto di Expo e Inbo, i nostri basisti, che hanno pensato anche loro tranquillamente di emigrare dopo l'hanno fatto, sono tornati, ci sono i casi più vari, però comunque quello che volevamo come prima cosa era abbattere questo muro e abbattere anche alcune cose che fortunatamente dal 2008 ad oggi sono molto cambiate, per cui questa visione appunto che l'immigrare siano dei cervelli, che appunto c'è questo sguardo pietistico rispetto a questo fenomeno, che rende secondo me molto l'idea del provincialismo del nostro paese. Per fortuna le cose stanno cambiando perché appunto si parla di circolazione dei cervelli e non solo di immigrazione, ed è importante perché quando si studia un fenomeno, per me la cosa principale è studiarlo nel contesto, quindi se il contesto è quello del mondo globalizzato bisogna per prima cosa porsi questa domanda: siamo immigranti o siamo cittadini del mondo? Ed non è una questione banale perché questa trasformazione la stiamo vivendo, quindi significa che la stiamo facendo noi stessi con le nostre vite, quindi penso che quello che tengo a riferire in questa relazione, spero di essere breve, è anche un approccio esperienziale che è probabilmente quello che può interessare di più rispetto agli interventi dei ricercatori che sono stati molto precisi. Cosa abbiamo fatto con Expo? Abbiamo cercato di tessere dei legami con i mezzi di comunicazione bolognesi, con l'università, con le associazioni. Abbiamo partecipato alla stesura di dossier sull'internazionalizzazione dell'università, sulle nuove migrazioni. Abbiamo anche collaborato con Migrantes e col Comune di Bologna sul marketing territoriale.
e ci siamo occupati anche noi, come stiamo facendo questa mattina, di alcuni focus tematici. Ricordo solo gli ultimi 2 anni, abbiamo avuto l'onore di avere tra noi Monsignor Ridolfi per parlare di vecchia immigrazione, perché non mi sarà sfuggito che non c'è nessun tipo di legame tra la nuova immigrazione e la vecchia immigrazione, e quindi quando si parla di italiani all'estero si parla di cose che non si conoscono e non entrano in contatto. E invece quest'anno abbiamo fatto un incontro su immigrazione e immigrazione, data da questa semplice considerazione. Per molti aspetti la legge sulla cittadinanza italiana è paradossale, concede la cittadinanza a discendenti italiani e non la dà a magari i nostri coetanei che sono in Italia, nati in Italia, cresciuti in Italia, studiano in Italia e sono esattamente come noi. Sono esattamente come noi, al punto che questo incontro che noi abbiamo organizzato con per esempio una ragazza che diceva vabbè, io sono tunisina, sono in Italia, non vedo l'ora di avere la cittadinanza italiana per poter emigrare all'estero. E i paradossi, guardate, sono una delle cose più preziose che noi abbiamo per capire la realtà e per capire a che punto il nostro paese ha bisogno di trasformarsi, perché essere considerati, noi abbiamo sempre l'idea di questa invasione, no? Dell'immigrazione, perché sono in Italia. Questi contatti che noi abbiamo avuto ci davano veramente un feedback completamente diverso, ci davano il feedback di voglio avere la cittadinanza italiana per essere come voi, per andare in Europa. E questo secondo me è fondamentale, perché appunto parliamo di attrattività dell'Italia e teniamo presente appunto che deve essere attrattiva per tutti e quindi anche le politiche di ritorno ai cervelli in fuga sono importanti, ma più importanti sono le condizioni strutturali, perché il limite di queste iniziative molto spesso è che hai un vantaggio una tantum e quando questo vantaggio una tantum è finito perché la tua impresa magari ha difficoltà a chiedere prestiti alle banche come tutte le altre imprese italiane, il rischio è quello di ripartire di nuovo ancora più delusi e ancora più arrabbiati di prima. Questo è quello che abbiamo fatto e quello che faremo è continuare a lavorare su questi temi e per esempio appunto vorremmo lavorare sul tema della città metropolitana, visto che Bologna cambia, quindi anche Expo dovrebbe allargarsi tra i confini del comune e ovviamente poi ci saranno delle Expo, per cui vedremo anche oggi pomeriggio come ci saranno interazioni possibili. Quello che però secondo me è il lavoro di fondo di Expo è da una parte avere questa voce pubblica, perché in realtà il problema qual è? Che abbiamo dei dati ma non abbiamo una voce pubblica di persone che stanno vivendo questo fenomeno. E poi noi non ci siamo limitati a passare dal cervello a persona, che ovviamente sono contenta di averlo sentito dire perché è la cosa principale all'inizio. E tra l'altro sottolineo che il nostro book, quando l'abbiamo fatto, non era solo un book di curriculum, aveva il curriculum, le 2 righe sulla rete sociale che la persona aveva lasciato partendo, cioè a Bologna ero scout, volontario della Croce Rossa, facevo questo e quell'altro e me ne sono andato, giusto per dire cosa perde anche una realtà sociale, non solo il professionista, ma anche la persona e le sue relazioni che sono anche associative. E poi c'è una parte motivazionale del perché mi iscrivo a questa rete, cosa voglio farci. E molto spesso quindi il punto era tessere una rete tra l'estero e l'Italia per internazionalizzare Bologna e ovviamente anche restare in contatto e continuare a vivere la città, con un concetto che all'inizio poteva sembrare anche un po' strano, perché adesso sta cominciando a fare leva dal punto di vista dell'immaginario, ma non ancora della concretezza, che è quello della cittadinanza mobile. Siamo passati al cervello alla persona e poi abbiamo fatto uno step ulteriore, che è quello di cittadini. Quelli che partono sono cittadini. E cosa significa essere cittadini? E soprattutto chi sono questi cittadini? Sono cittadini italiani e qui prendo il Censis. Il Censis ci dice che sono cittadini italiani di alta istruzione, quelli che partono di questa nuova immigrazione e provengono per di più dalle grandi città, quindi a Bologna alta istruzione, grandi città, dovrebbe cominciare a farci, come dire, trovare 2 o 3 punti. Dopodiché il cittadino è un cittadino che parte da solo o parte con il suo nucleo familiare, ma comunque non è l'immigrazione di un tempo in cui si trasferiva il paese intero e andava a vivere tutti insieme, partendo con una rete già domestica in un altro posto. E è un cittadino che quando va all'estero non cerca il consolato, non cerca i comitati SGG perché non sa che esistono
e cerca delle risposte sui forum, si arrangia per risolvere un po' i suoi problemi di emigrazione spiccioli. La ricerca Censis, che voi avete in cartella, dice alcune cose. Fattori considerati decisivi nella scelta di andare all'estero. Dice, il primo è migliorare la propria condizione professionale, la chance di carriera ci sta. Il secondo è voglia di migliorare la qualità complessiva della vita e poter costruire un progetto di vita. Cosa ci dice dell'Italia? Uno che come ragione dell'immigrazione dice voglio costruire un progetto di vita, cioè non ha detto voglio diventare ricco, voglio costruire un progetto di vita. Più avanti si legge, e questo mi ferisce molto, il 12% delle persone che ha risposto, possibilità di vivere liberamente la propria vita senza essere giudicati. Cioè il 12% di quelli che hanno risposto che sono immigrati perché? Perché omosessuali, perché conviventi, perché stressati dall'atmosfera chiusa e provinciale. A seguire, e questo forse risponde anche a quello che chiedeva Paolo, a un certo punto dice il giudizio sulla scelta di andare all'estero sull'Italia nel periodo di permanenza all'estero. Chi è partito da più di 5 anni, lo 0% ha risposto è stata una scelta sbagliata, da meno di 2 anni un 1%. E per chiudere, i problemi dell'Italia considerati più intollerabili dai giovani che vivono all'estero. 1. L'assenza di meritocrazia a tutti i livelli. 2. Il clientelismo, la bassa qualità delle classi dirigenti. E varie che leggerete perché sono tutte interessanti: l'imbarbarimento culturale della gente, la carenza e la scarsità dei servizi, lo sperpero di denaro pubblico, la mancanza di senso civico, il provincialismo, l'oppressione della burocrazia del fisso. Allora, che cittadino è quello che parte? È un cittadino che pensa a queste cose, ma non le dice. Cioè, se tu glielo chiedi, ti dice è tutto questo qua. Però parte da solo, non si mette in rete e la sua voce non la usa per dire queste cose. Non torna in Italia per fare una rivoluzione. Perché? Perché è talmente un problema gigante che dice io da solo non ce la farò mai. Si risolve i suoi problemi da solo, tra l'altro con questa situazione che è il compravare della precarietà, che non considera la sua scelta di immigrazione come una scelta definitiva. È una cosa ovviamente che ci distingue molto dalla vecchia immigrazione, che partiva con un'idea molto, cioè con l'idea appunto di immigrazione. Noi partiamo con l'idea di essere appunto cittadini del mondo, è tutto bellissimo, e poi quando voglio torno. Dopo 3 anni è molto più difficile tornare, ed è molto vero. Quindi è un cittadino del mondo che non sta per cosa umbilitale, perché comunque per via Skype, low cost, si riesce parecchio a stare in comunicazione, avere la percezione di essere in contatto con il proprio nucleo familiare, ma è un cittadino del mondo, mi chiedo io, o è un cittadino di nessuna parte? Cioè, in che modo ci si qualifica come cittadini del mondo e soprattutto dove va a finire l'impegno civile delle persone quando emigrano? Chi si prende cura di questo aspetto? E in casi di cittadinanza mobile, cioè di persone che cambiano residenza più volte nel corso dell'immigrazione, come fanno queste persone che magari erano molto attivi nella città di origine a poter far scaturire un impegno? Siccome si risolvono i problemi da soli, inoltre, qual è il problema? Che manca l'effetto di gruppo. E manca l'effetto di gruppo su che cosa? Sui problemi dell'Italia interni, sui problemi della categoria degli italiani all'estero, e purtroppo una cosa che mi sta molto a cuore è anche sui temi europei. Cioè, se ci pensate, mi pare che dagli anni sono il 54% degli italiani sono in Europa, no? Degli iscritti all'AIRE, e quindi la maggioranza degli italiani all'estero sono in Europa. Ebbene, ci lamentiamo sempre di non avere un'Europa politica, ma caspita, i primi a costruirla dovrebbero essere proprio i cittadini di un paese europeo che vivono in un altro paese, perché sono i primi che hanno esperienza concreta di vita di queste situazioni. E purtroppo, evidentemente, questo è solo un accenno, però temo che questo atteggiamento non sia unicamente degli italiani, ma sia molto condiviso e sia una questione generazionale. Allora, rispetto a questi temi, che cosa fare? Io ho messo rispetto già per il lavoro che ho fatto per l'Expo, ma anche per quello meraviglioso che fa Italia, per il lavoro di Lumbra,
cito anche il progetto RENA, che è un'altra associazione che fa moltissimo sui temi della meritocrazia, ma che appunto come abbiamo visto sono quelli fondamentali, e molti di queste associazioni, membri di queste associazioni sono poi italiani all'estero, quindi ci ritroviamo tutti su questi temi. E lo Stato? Cioè la cosa che a me turba in questi ragionamenti è l'energia che noi mettiamo perché viviamo questa preoccupazione forte, la viviamo per la maggior parte proprio sulla nostra pelle, o quella proprio nostra, o quella appunto dei nipoti, degli amici, eccetera. E lo Stato cosa fa? I cittadini che non si iscrivono all'AIRE, l'abbiamo detto tante volte, e ormai lo diamo come un dato di fatto. Cioè, la maggior parte di chi migra adesso non si iscrive all'AIRE. Ecco, personalmente, considerare che questo sia un dato di fatto è una cosa che non tollero, cioè mi dà proprio fastidio. Perché uno Stato che non gestisce la propria anagrafe, che Stato è? Cioè, che ci siano delle persone date di così grande buona volontà che cercano di tirare fuori 1500 questionari su probabilmente 8 milioni di italiani all'estero, cioè vi rendete conto che è paradossale. E mi permetto di dire che trovo paradossale, e trovo il progetto dell'Umbria magnifico, ma che ci siano dei fondi strutturali dell'Europa dati alla Regione Umbria perché faccia il questionario per trovare quelli con cui lui dovrebbe essere in contatto naturalmente, è una perversione. E lo Stato in tutto questo che cosa fa? Cioè, perché non tutte le regioni cercano di fare il proprio progetto su questo tema che è importante, ma se noi avessimo gli indirizzi e gli movimenti di questi 8 milioni di persone, che ce ne è sicuramente Mark Zuckerberg, ma noi non ce l'abbiamo, sapete quante cose che ci potrebbero fare? Ci potrebbero fare tutta questa serie di progetti che magari farebbero del bene alla comunità, del bene anche economico, come diceva ieri Maurizio Grassi, presente, diceva 21 miliardi le rimesse degli immigrati francesi, 7 miliardi le rimesse degli immigrati italiani. La differenza cosa fa? La fa la politica per i francesi all'estero. Arrivando in Francia tra 10 anni, sì, la fa quella la differenza, come la farebbe su 1 miliardo di altri temi. E quindi da dove cominciare? Allora, io avrei cominciato facendo la terza rilevazione degli italiani all'estero che il Ministero degli Affari Esteri ci aveva promesso in concomitanza col censimento 3 anni fa. Allora mi si dice che siccome non ci sono i soldi per i consolati, quei soldi che erano stati stanziati sono andati nelle attività ordinarie. Avendo fatto una campagna per la legalità del voto all'estero con l'associazione Libera, io trovo che insomma, questo problema abbia delle sfaccettature anche molto concrete. Quando poi si va a votare, gli italiani all'estero rischiano o votano degli andraghettisti senza avere la possibilità di controllo di come vengono utilizzate le schede elettorali. Queste cose, molta parte di questi problemi derivano dall'anagrafe. Se non facciamo la terza rilevazione, allora riformiamo l'AIRE. Perché i ragazzi della nostra migrazione non si iscrivono all'AIRE? Perché si dovrebbe iscrivere all'AIRE? Perché è obbligatorio. Io direi, nel senso, se lo Stato italiano non è in grado di fare una legge, cioè deve una cosa obbligatoria, non obbligatoria veramente, allora non la renda, cioè non indica che è obbligatoria. Cioè, non ci sono sanzioni perché vivendo all'estero è impossibile fare una sanzione su uno che non vive sul tuo territorio. Se non lo puoi fare obbligatorio devi creare degli incentivi, ma qualcosa lo devi fare, perché se il 50% delle persone che migrano non si iscrivono all'AIRE, l'AIRE è una barzelletta. Allora, o decidiamo che l'AIRE non ci interessa, perché per molti stati fratelli europei l'AIRE italiano non conta niente, e questo insomma, è un discorso un po' poi specifico, però appunto dal punto di vista per esempio della fiscalità e della tassazione è importante, perché alla fine gli accordi bilaterali superano anche il fatto che la gente sia iscritta o non sia iscritta all'AIRE. Però appunto i temi principali sono: non mi iscrivo all'AIRE perché sennò perdo il mezzo di base. Non mi iscrivo all'AIRE perché sennò la mia prima casa in Italia, ma questo è un problema che non riguarda l'immigrazione studentesca di 20 anni, ma viene tassata così. E non voto in Italia, un grammacelle. Oppure vi racconto giusto due gag così per divertirvi. C'è chi si è iscritto all'AIRE, una ragazza che conosco si è sposata in Francia
Purtroppo ha divorziato un anno dopo, l'AIRE non aveva ancora registrato il suo matrimonio, magari non l'avessero registrato per nulla, no? Oppure, non so, mio fratello, cittadino mobile per eccellenza, perché credo che abbia vissuto in 6-7 paesi diversi, a un certo punto è diventato apolide, perché l'AIRE non riusciva più a stare dietro, perché l'AIRE è fatto come l'anagrafe del paesino di provincia dell'Italia, non è strutturato per stare dietro a noi altri, insomma. Questo per raccontarvi delle cose ridicole. Oppure quando mi sono sposata, il comune di Parigi non mi chiedeva il certificato di celibato, ho chiamato il consolato e ho detto: signora, me lo chieda il certificato di celibato, lei non sa quanti bigami io il consolato. Allora, sono cose che dette così mi hanno fatto anche molto ridere, però nel momento in cui smetti di ridere ti viene proprio il sudore freddo, perché sono temi che sarebbero risolvibili con un'anagrafe decente. E magari, visto che si parla di informatizzazione delle anagrafi, si potrebbe pensare di cominciare dall'anagrafe dell'AIRE, anche se ovviamente non mi sfugge il problema che l'AIRE sia legato ai comuni, eccetera, quindi che sia più complicato, però se ci fosse un'informatizzazione come fanno gli inglesi, un sito dove ti registri, ti autocertifichi e cambi la tua residenza, sarebbe già qualcosa di adeguato. Tra l'altro, quando si ritorna in Italia dall'iscrizione all'AIRE, secondo la Repubblica Italiana tu dovresti stare chiuso in casa per 2 settimane ad aspettare che i carabinieri vengano a certificare che sei veramente ritornato in Italia. Vabbè, questo per darvi dei dettagli che però danno l'idea della necessità di riformare l'AIRE. Necessità che per me è fondamentale per diversi motivi, perché se la legislazione non si iscrive all'AIRE, per esempio non è né l'elettorato passivo né l'elettorato attivo di Comites e CGIE, quindi mi dispiace, ma se gli facciamo le elezioni fra un anno e spendiamo i milioni di euro che servono legittimamente per far funzionare la democrazia e eleggere questi organi, ma metà degli italiani che stanno all'estero non votano, non si possono candidare, cioè ovviamente non c'è nessuna legittimità alle liste di questo tipo, cioè nessuna. Se non si iscrive all'AIRE, mi dispiace, ma si infrange la legge. Cioè, che in Italia si dia per scontato il fatto che vabbè è una cosa obbligatoria, ma vabbè che se ne frega, scusatemi, ma per me è un problema di natura morale. Cioè, o la legge si fa o non si fa, o si dice che è obbligatorio o non è obbligatorio, però una volta che si è deciso si va in quella direzione. La cosa che mi dà più fastidio, probabilmente ne parlerà anche Luisa, non mi iscrivo all'AIRE perché non voglio perdere il medico di base. Ah, figlio mio, il medico di base chi te lo paga? Stai 5, 10, 20 anni all'estero senza pagare le tasse in Italia e il medico di base in Italia, quindi torni in Italia ti fai curare, accedi al servizio sanitario nazionale, chi te lo paga? Te lo paga qualcun altro. Allora, va bene tutto il discorso sul pietismo, chi parte, poi i ragazzi poi non rientrano. Però io me lo posso permettere perché sono di quella categoria, vi dico anche ragazzi sveglia, perché non vi rendete conto, tutti presi dal vostro dramma personale o comunque parabola personale, professionale, eccetera, eccetera, che da certi punti di vista non è che siete proprio a posto con la vostra coscienza, perché quelle cose che voi non pagate le pagano degli altri per voi. E se stimiamo che siamo in 8 milioni fuori e non in 4 milioni, si calcoli, appunto, mi stavano cercando con Luisa ieri, ma insomma non sono bruscolini i soldi che l'Italia spende per continuare a pagare la sanità dei fantasmi del territorio italiano. E questo, in un periodo di spending review, mi sembra abbastanza assurdo che nessuno ci abbia ancora pensato. Dopodiché, come diceva anche Paolo, se non si iscrive all'AIRE non è possibile capire il fenomeno, non è possibile quindi fare delle politiche per gli italiani all'estero. Non è possibile fare delle politiche per gli italiani all'estero, cosa significa? Che non si può fare diplomazia culturale, che non si può avere cittadinanza globale, come diceva ieri Roberta Mori, e significa che non abbiamo nessuna politica di soft power. Allora, anche lì, venendo dalla Francia, vi posso garantire che è possibile fare delle politiche che coinvolgano le realtà dell'immigrazione in modo, come dire, funzionale non solo all'arricchimento della cultura, eccetera, ma anche proprio dell'economia, perché sappiamo che le due cose sono